Signori e signore, buongiorno. Con i 3 appuntamenti di oggi si concludono le prove semifinali. Come di consueto, porgo a nome del Consiglio Direttivo dell'Associazione Lipizer un augurio di buon lavoro all'infaticabile giuria, presieduta dal maestro Fernando Sulpizzi. In questa prova ascolteremo in prima assoluta Sfere alterne per violino e pianoforte, brano scritto espressamente per il 30° premio Rodolfo Lipizer. E passo senz'altro ad annunciare il primo dei 3 violinisti di questa mattina. Il primo è Olivier Blanche, di 25 anni, proveniente dalla Francia, che eseguirà nell'ordine: Paganini, Capriccio numero 21 dall'Opera 1, Baggiani, Sfere alterne per violino e pianoforte, Poulenc, sonata, Tchaikovsky, Valzer scherzo in Do maggiore, opera 34. Verrà accompagnato dal pianista François Quillian. Prima di annunciare il secondo concorrente, cioè più tardi, desidero ricordare che è ancora oggi in atto il premio del pubblico, offerto dai professori Ucci e Federico Magris, che ringraziamo per questa bella iniziativa fatta per onorare la memoria di 3 violinisti goriziani: Ernesto Leonardi, Umberto Coruvolo e Savino Lovisutti, già allievi del maestro Lipizer. Vi invito pertanto a ritirare la scheda alla cassa e votare per il concorrente preferito, quindi inserire la scheda nell'apposito raccoglitore sempre alla cassa. Inoltre, desidero ricordare che l'Associazione Lipizer, per festeggiare il 30ennale del concorso, ha prodotto una cartolina con annullo speciale, acquistabile alla cassa. E ancora, in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è stata allestita una mostra con spartiti dal carattere patriottico, tratti dai fondi musicali della Biblioteca Lipizer. E ora vi lascio al primo concorrente.
Thank you.